Buonasera a tutti, bentornati all'approfondimento in diretta del lunedì. Questa sera, come avete visto dal titolo, parleremo della fatturazione elettronica, un obbligo che a partire dal gennaio del prossimo anno riguarderà veramente tutti. È una materia molto complessa, molto delicata. Questa sera cercheremo di delinearla nei termini più chiari possibili, quindi per cercare di capire come funziona, che cosa bisogna fare e così via. Vantaggio, quello della fattura elettronica, oppure un problema, come viene visto dalla gente. Questa sera cercheremo di scoprirlo, lo facciamo con i nostri ospiti. Intanto presento i dottori commercialisti, Giovanna Coppello, buonasera. Buonasera. E Sebastiano Rezzano, buonasera. Intanto subito con Giovanna Coppello, è una materia, dicevamo, molto delicata, in continua evoluzione. Quanto è complessa anche per voi la fatturazione elettronica? Allora, sicuramente è una materia su cui bisogna prepararsi, non si può improvvisare come un po' tutte quelle del nostro mestiere, però è anche stimolante perché capisci che se la affronti in un certo modo puoi anche costruire e aprire delle nuove opportunità per il cliente, anche se questo non vuol dire che le fatiche non ci siano, perché ci sono sia per noi, per la formazione nostra e dei nostri impiegati e collaboratori, sia per le persone, perché non si può far finta di niente, mentre tutti un po', perché siamo un po' in questa mentalità, si speri nella proroga, pensi che non ti riguardi, e invece qui anticipare è una buona cosa, perché se no non si arriva preparati e si può anche appunto avere poi dei problemi. Ecco, a proposito di proroga, Rezzano, ci sarà oppure no? Se ne sta parlando? Ad oggi non possiamo dire che ci sono proroghe, anzi l'Agenzia delle Entrate, che poi diciamo così, è il Deus Machina di tutta la procedura della fattura elettronica, ha già detto che la fattura elettronica deve partire col 1° di gennaio, anche perché l'ultimo intervento anche del garante della privacy circa i pericoli della violazione della privacy sono stati un po' snobbati dall'Agenzia, quindi per ora la data c'è, il 1° gennaio, la fattura elettronica dovrebbe partire e addirittura poi è prevista una estensione anche con la trasmissione telematica dei corrispettivi che andrà poi di seguito a luglio 2019 e gennaio 2020, quindi l'orientamento è andare sulla telematica assolutamente. Ecco, secondo voi il polso della situazione delle persone che si avvicinano a questo mondo qual è? Ci sono tanti... C'è molta incertezza, anche perché il cambiamento è epocale, si passa da un modo di gestire un'azienda anche in modo cartaceo a un modo di gestire l'azienda in modo digitale, che non tutti sono pronti. E purtroppo la normativa è farraginosa e i chiarimenti ne arrivano tutti i giorni. Quindi... Però bisogna dire che le grandi aziende invece sono partite per tempo, certo. Per cui magari ci sono alcuni che sono già pronti da tanto e anzi scrivono lettere e così fanno in modo che richiedono dei dati a quelli piccoli che allora capiscono che sono in ritardo, ci vengono a cercare e quindi ci sono, diciamo, le due fattispecie perché è così, perché ovviamente il panorama è variegatissimo. Naturalmente si può intervenire anche da casa, ricordo il numero telefonico che compare nel roll sottostante. Vi chiedevo questa situazione, il polso della situazione, perché abbiamo raccolto anche noi alcune voci. Allora subito andiamo a vedere il parere di due persone che abbiamo intervistato sul nostro territorio, in particolar modo un artigiano che realizza sedie e una persona invece che lavora in un'officina, così subito per entrare nel vivo del tema. Quali sono state le operazioni più complicate per potersi adeguare alla nuova normativa sulla fatturazione elettronica? Abbiamo dovuto cominciare a misurarci con strumenti, diciamo, un pochino più complessi rispetto a quelli che utilizzavamo prima, cioè abbiamo scaricato sostanzialmente un gestionale e stiamo iniziando ad utilizzare un gestionale, cosa che molte aziende, diciamo, più grandi facevano già normalmente. È più complicato rispetto a prima? Ma non necessariamente più complicato, semplicemente bisogna imparare ad usare questi nuovi strumenti. Credo che poi il fine ultimo di questa cosa qua della fatturazione elettronica sia in realtà semplificare le cose. Ecco, quali sono secondo lei i vantaggi di questo percorso, anche per l'azienda stessa? Beh, io credo che quando la cosa sarà completa ci sarà meno lavoro da fare, nel senso meno documenti da mandare, che ovviamente quando si mandano dei documenti cartacei o via mail c'è sempre comunque un margine di errore che quindi dovrebbe essere eliminato e sostanzialmente insomma quello sarà il vantaggio principale. Sì.
Sono state portate all'attenzione alcune problematiche legate anche alla privacy, cioè tanti dati su un sistema appunto elettronico, questo vi spaventa, vi preoccupa? Beh, sicuramente questo complica le cose, perché adesso anche con la nuova normativa europea sulla privacy c'è sicuramente ancora un pochino di nebbia sulla gestione dei dati, che non si sa bene come fare, eccetera. Quindi sicuramente sì, quello forse sarà un aspetto, secondo me è più complessa quasi la questione della privacy che non poi quella della fatturazione normale. L'adeguamento alla fatturazione elettronica ha avuto un costo per voi? Beh, il costo è quello di appunto abbonarsi a questi sistemi gestionali, che quindi hanno una rata annuale, un costo non particolarmente ingente, però comunque può affrontare. Sì, si può affrontare assolutamente. È d'accordo con la normativa sulla fatturazione elettronica? Posso essere d'accordo e no, perché io prima di tutto non ci capisco niente, perché di computer non ci vado mai, non sono pratico, anche telefonino sono all'antica, piccolino telefonino, quindi non so da che parte cominciare. Se tutte le volte dovessi andare dal commercialista non ci sto dentro, no, è una cosa assurda per me. Cosa la spaventa di più? La spaventa che non sono capace a mettermi lì sul computer a cercare, a fare, dovrei andare a scuola, dovrei andare a fare un corso di computer per fare la fatturazione elettronica, non so neanche come funziona e alla mia età non intendo mettermi lì a fare tutte queste cose. Quanti anni fa questo lavoro? Dal 77. E la gestione delle fatture fino a questo momento com'è stata? Le facevo io, me le scrivevo io, si emettono su foglio carta bollata, come non mi ricordo, c'è il bollettario delle fatture, poi la registra sul registro dei corrispettivi e via, tutta una cosa per me semplice, questa per me è molto complicata. In termini di tempo, per fare la vecchia fattura quanto ci metteva in confronto a quella nuova? 10 minuti, non è tempo di scrivere, dipende quante voci ci sono. Lei ha sentito anche altri che sono spaventati come lei? Sì, molti, quelli della mia età soprattutto sono tutti spaventati perché dicono non so da che parte cominciare, andare a fare dei corsi, poi attrezzarsi di computer e tutta sta roba. Dopo aver ascoltato questi due pareri proseguiamo in diretta in studio e vi presento gli altri due ospiti di questa sera. Alessandro Gardella, rivenditore di software, buonasera, benvenuto, e Leonardo Selvaggi, consulente aziendale e formatore, buonasera. Allora, con Alessandro Gardella abbiamo sentito queste interviste, ma che cos'è una fattura elettronica, perché è così importante, visto che spaventa anche molti piccoli artigiani del territorio? Beh, sicuramente è un momento di cambiamento e sarà un momento di cambiamento importante per gli imprenditori. La fattura elettronica fondamentalmente deve rispettare tre requisiti fondamentali. Il primo è sicuramente quello del formato, quindi la fattura deve essere emessa secondo un formato digitale definito dal Ministero con un tracciato standard, definito appunto con un'estensione XML. Questo significa che tutte le fatture andranno in emissione, saranno emesse appunto con un tracciato definito dal Ministero. Il secondo punto è sicuramente quello dell'invio della fatturazione, quindi sostanzialmente il flusso di invio e ricezione dei documenti. La fattura XML deve essere mandata a un sistema di interscambio anch'esso ministeriale, che si chiama proprio SDI, quindi sistema di interscambio, che farà e avrà il ruolo da postino per recapitare al cliente la fattura via PEC oppure tramite codice intermediario. Il terzo punto è sicuramente quello della conservazione sostitutiva, cioè la fattura nasce in formato digitale e quindi deve essere conservata digitalmente. Selvaggi, perché è diventata così importante la digitalizzazione, quindi tutto quello che ruota intorno a questo mondo? Beh, la digitalizzazione è una parte determinante nelle nuove aziende e soprattutto nelle aziende che vogliono guardare e traguardare il futuro. È inevitabile che la digitalizzazione nelle aziende comunque prenda diversi rami all'interno dell'azienda, che sono sia la parte amministrativa, contabile, legale ed altri ancora, soprattutto nelle aziende strutturate. Nelle piccole aziende comprendo che ci possono essere comunque delle difficoltà. Sta di fatto che comunque l'essenzialità della fatturazione elettronica ha bisogno e necessita di un device elettronico, quindi di un PC o di un telefono o di un tablet, comunque un device
e ha necessità di un programma software. Al contrario di quello che abbiamo sentito dire del bollettario su carta, purtroppo questa ha queste caratteristiche. Ecco, torniamo allora da Giovanna Coppello, facciamo un passo indietro e brevemente spieghiamo quando è nata la fattura elettronica. Sì, la prima direttiva dell'Unione Europea è del 2001 e poi in Italia è stata recepita nel 2007, ma la prima proprio la partenza è stata a giugno 2014 per una parte della pubblica amministrazione e a marzo 2015 per praticamente la quasi totalità della pubblica amministrazione, per cui gli operatori che vendono beni o prestano servizi alla pubblica amministrazione sono già abituati perché sono stati obbligati ad adeguarsi in questi anni. E poi dal luglio 2018 sarebbero dovuti partire i distributori di carburante, ma sono stati esentati quelli su strada e partiranno invece l'obbligo generalizzato dovrebbe essere da gennaio 2019 ed è importante dire sia nelle operazioni fra aziende, quindi azienda che vende ad azienda, partita IVA con partita IVA, sia perché su questo mi sembra che sia certo, ma invece un po' di dubbi a volte li ascoltiamo, anche per chi vende a privati. Ci sarà un procedimento particolare, però chi emette la fattura deve essere emessa in forma elettronica e ci sono alcune esclusioni, però la partenza ora, salvo proroghe, salvo quello che stanno discutendo negli emendamenti in questo momento a Roma, è prevista per gennaio 2019. Possiamo dire allora chi riguarda questo provvedimento e quali sono invece le categorie escluse? È possibile farne un elenco? Allora, possiamo dire appunto tutti coloro che operano sia verso aziende sia verso privati, quindi che emettono fatture già oggi, e quindi la normativa IVA, salvo alcuni adeguamenti ma non legati alla fattura elettronica, non è modificata, quindi chi fa fattura oggi dovrà farla in formato elettronico, perché se no quella cartacea è come se non venisse emessa, se viene fatta solo quella cartacea, come non averla fatta. Però sono previste dalla normativa attuale già in vigore alcune esclusioni per i soggetti ad esempio minimi e forfettari, che adottano un regime minimo e forfettario, e oggi sono già ci sono alcuni limiti di ricavi che valgono per questi soggetti, che sono ad esempio 30.000 per i professionisti, e che quindi uso le virgolette con la normativa attualmente in discussione dovrebbero salire ad una soglia di ricavi di 65.000 euro generalizzata per i contribuenti che volendo possono accedere al regime forfettario, però dico volendo perché non è detto che convenga a tutti. E comunque in questo momento è legge, ma deve essere convertito, è un decreto legge che deve essere convertito. E quindi poi le esclusioni sono principali, sono queste, poi alcune altre anche. Dal momento dello start, Rezzano, sono previste sanzioni, saranno dilatate nel tempo? Com'è la situazione in questo caso? Allora, anche su questo fronte c'è da dire che la normativa prevede che la fattura elettronica è obbligatoria da gennaio. Ora è stato fatto un decreto legge che prevede che per i primi 6 mesi non verranno applicate le sanzioni se la fattura elettronica viene emessa e comunque anche oltre i termini previsti dalla normativa attuale, che sono quelli al momento del compimento dell'operazione, se la fattura elettronica viene emessa e viene poi considerata nella liquidazione trimestrale o mensile dell'IVA. Quindi per ora è stato detto che fino a giugno, 30 giugno, non si applicheranno le sanzioni. Se io faccio la fattura elettronica comunque sono obbligato a farla, posso farla anche in ritardo, ma devo comunque farla per poter poi liquidare l'IVA trimestralmente o mensilmente. Da giugno in poi, cioè dal 1° di luglio, per la precisione, verranno applicate le sanzioni. Accanto a questo è stato fatto un altro emendamento, un'altra disposizione, che comunque sono tutte disposizioni che sono in un decreto legge che è in corso di approvazione, quindi per ora possiamo dire c'è questa norma che speriamo venga convertita, però ad oggi non sappiamo ancora se verrà convertita. La norma prevede che
ci sarà 10 giorni di tempo per fare le fatture elettroniche, quindi dal momento in cui io faccio un'operazione soggetta a fattura ho tempo 10 giorni per farla, dopodiché se passo i 10 giorni sono sanzionato per la mancata emissione della fattura. Quello che è importante, quello che ha detto anche prima la mia collega, cioè la fattura emessa in modalità diversa dall'elettronica è non emessa, quindi il fatto di fare la fattura vecchio tipo su modulario, su carta come si vuole, è una fattura non emessa, quindi comporta una sanzione a carico di chi la fa, una sanzione a carico di chi la riceve e soprattutto l'impossibilità di chi la riceve di detrarsi l'IVA. Sono sanzioni elevate? Le sanzioni vanno in base dall'IVA, quindi è il 100% dell'IVA esposta in fattura, che sono a carico del committente e del cessionario, e in più c'è la mancata detrazione dell'IVA da parte dell'acquirente. Qual è il percorso, torniamo da Alessandro Gardella, che fa la fattura elettronica, per spiegarlo appunto a chi non capisce proprio tutto il meccanismo? Il percorso sicuramente inizia sull'emissione del documento, quindi come si diceva prima, si necessita di un applicativo, di un'app o di un software che emette la fattura in formato elettronico secondo i punti che ho detto prima. Quella fattura poi deve essere mandata al sistema di interscambio. Il sistema di interscambio fondamentalmente recapita la fattura al cliente tramite PEC oppure tramite codice intermediario. Quindi questo è il flusso operativo. Chiaramente qui poi le software house hanno mirato a rendere tutto questo processo sia in invio che in ricezione in modo automatico, quindi la semplificazione del processo sta nel dotarsi di un applicativo che rende tutto il flusso in modo automatico. Per le aziende è obbligatorio avere la PEC, invece nel caso di un privato il sistema anche di ricezione di una fattura elettronica come funziona? Beh, intanto come dicevano prima i dottori, l'emissione del documento in formato elettronico deve essere fatta anche a privato, quindi di fatto l'azienda, l'impresa, il professionista deve mettere il documento in formato XML, deve inviarlo al sistema di interscambio anche se è un privato. Poi chiaramente il privato ha il diritto di richiedere la carta, quindi il cartaceo, e comunque troverà la sua fattura nel cassetto fiscale, nel suo personale cassetto fiscale nella zona dell'Agenzia delle Entrate, quindi comunque può trovare il documento in quella sezione. C'è anche la questione della firma del documento, in questo senso perché si firma un documento elettronico e come si fa, anche quanto è importante questo, Selvaggi? Firmare un documento elettronico è determinante per mantenerne l'immodificabilità e l'integrità e l'autenticità del documento stesso. Pensate che anche dal punto di vista legale è importante che il documento sia firmato digitalmente e sia conservato secondo le leggi dello Stato. In particolare nella conservazione digitale sarà poi apposta anche una marca temporale che ne determina il momento preciso in cui è stata come dire, firmata e conservato il documento stesso. È chiaro che la firma digitale è un caposaldo di tutta questa struttura telematica e non solo questa. Moltissimi, penso agli appalti verso la pubblica amministrazione, sono obbligatori firmarli digitalmente. Le comunicazioni che noi facciamo verso l'Agenzia delle Entrate sono tutte firmate elettronicamente, proprio perché necessita di avere una continuità e una responsabilità del documento stesso. D'altra parte questa firma è una firma che io l'ho potuto riscontrare nelle grandi aziende, che ne determina una tenuta a lungo tempo. Quindi, così come le disposizioni di legge per la conservazione, faccio ad esempio riferimento, non so, a vari backup dei documenti elettronici, piuttosto che la interoperabilità degli stessi documenti. Quindi in una città del futuro totalmente telematica, la firma digitale è la parte essenziale. Ricordo anche che per l'Italia vi è lo SPID, che è una modalità di accesso ad esempio alla pubblica amministrazione che ci servirà in futuro anche per dialogare all'interno dell'Unione Europea. Queste sono su disposizioni EIDAS, che è un regolamento della Unione Europea. Tra l'altro noi in questo ambito siamo come dire, dei capiscuola, nel senso che la nostra
le nostre disposizioni in pratica le hanno poi recepite nei regolamenti internazionali. Ma non solo, pensate che in Messico fanno la fatturazione elettronica, in molti paesi anche al di fuori dell'Europa si accingono soprattutto a firmare digitalmente e secondariamente poi anche la fatturazione elettronica. Allora, adesso ci interrompiamo un attimo, abbiamo in collegamento telefonico in diretta Nicola Corte, che è il direttore della struttura complessa bilancio e contabilità dell'ASL 4. Buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ospiti e a tutti i telespettatori. Dicevamo prima dell'entrata in vigore della fattura elettronica per la pubblica amministrazione, allora le volevo chiedere che cosa è accaduto alcuni anni fa, a partire dal 2015, negli enti pubblici, quando è stata inserita questa norma, e se ha portato dei vantaggi. Guardi, la fattura elettronica ha interessato la sanità pubblica a decorrere dal marzo 2015. È un provvedimento di portata copernicana sicuramente, e che si è inserito nel solco di altre innovazioni che il legislatore ha promosso sempre con riferimento alla pubblica amministrazione, e ricordiamo, vale la pena, la piattaforma per la certificazione dei crediti, la codifica dei flussi finanziari presso Banca d'Italia con i codici SIOPE, il monitoraggio degli indicatori di tempestività di pagamento di tutte le pubbliche amministrazioni, e da ultimo, il 1° ottobre 2018, l'avvio della piattaforma SIOPE Plus per la gestione di tutti i pagamenti dematerializzati della pubblica amministrazione. E sicuramente la pubblica amministrazione ha fatto un salto di qualità importante, e lo scopo principale era duplice: da un lato determinare con certezza in tempi rapidi la consistenza del debito verso il mondo delle imprese, il mondo dei privati da parte di tutta la pubblica amministrazione, elemento assolutamente non scontato fino a qualche anno fa, e in secondo luogo la determinazione dei tempi di pagamento, quindi le condizioni di liquidità che la pubblica amministrazione di volta in volta è in grado di offrire ai fornitori che erogano prestazioni e beni a favore della pubblica amministrazione. Quindi il passaggio per gli enti pubblici è stato positivo poi alla fine, secondo lei? Guardi, tenga conto che un'ASL come la nostra, che non è tra le più grandi, gestisce una massa di documenti pari a circa 25-30.000 fatture passive l'anno, indubbiamente ha conseguito una serie di vantaggi che penso si riproporranno per molti. Basti pensare al fatto che non è più necessario conservare anche fisicamente mole importanti di documenti, quindi riduzione di spazi di archivio. Basti pensare alla facilità con cui l'informazione unica e non deperibile viene gestita all'interno di organizzazioni complesse tra vari uffici, quindi senza duplicazione di carte, garantendo l'univocità dell'unico originale. E indubbiamente anche il tempo di attraversamento del documento all'interno dell'azienda, quindi alla fine il tempo ultimo dalla data di consegna della fattura alla pubblica amministrazione fino al tempo di pagamento, ha subito significativi miglioramenti. E altro aspetto importante, la certezza per entrambe le parti del rapporto commerciale del momento esatto in cui la fattura viene consegnata e ricevuta, in questo caso dalla pubblica amministrazione. Credo siano tutti fattori importanti che hanno favorito un consolidamento dei rapporti con il mondo dei fornitori privati. Bene, grazie a Nicola Corte di ASL 4, buona serata. Buonasera, grazie a voi. Torniamo sulla questione dei privati, ne parlavamo prima di fatture elettroniche, leggiamo un messaggio che arriva da casa: quali adempimenti ha un artigiano? Possiamo chiedere, non so, a Giovanna Copello. Allora, un artigiano ovviamente, avendo una partita IVA, dipende da che tipo di clientela ha, quindi quando si rivolge a delle aziende, allora intanto dovrà fare fattura elettronica, questo l'abbiamo già detto, no? Però se lavora esclusivamente con aziende, allora sarà questo l'unico adempimento. Se invece lavora anche con privati, allora il privato può chiedere o non chiedere
la fattura, perché l'artigiano potrebbe anche emettere una ricevuta fiscale se la controparte non ha bisogno ad esempio di fare le detrazioni, perché se è un artigiano edile e il privato ha bisogno di detrarre, chiede la fattura e quindi deve fare fattura elettronica e deve darne una copia anche cartacea al privato, che però è una copia, perché la fattura per lui che la emette è sempre quella elettronica. Lo ripetiamo un po' di volte, ma è bene che entri certo. Questa cosa. Certo. E invece nel caso in cui lavorasse soprattutto con privati, o anche un po' e un po', perché poi di solito è duplice la cosa, che non hanno bisogno di detrarre e quindi non necessitano della fattura, in questo momento potrebbe essere sufficiente una ricevuta fiscale, come già fanno oggi, che poi viene annotata nel registro dei corrispettivi. Ma ricordiamoci che questo è più per poco tempo, perché poi dopo anche le ricevute fiscali o i corrispettivi dovranno essere trasmessi telematicamente, quindi si apriranno scenari nuovi, però in questo possiamo aspettare ancora un pochino. Certo. Vediamo un'altra domanda che dice: per il privato può essere utile avere le credenziali per accedere all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, oppure è inutile magari fare questo procedimento? È utilissimo comunque, indipendentemente dalla fattura elettronica, perché per la fattura elettronica, giusto per rimanere nell'argomento della serata, se uno non avesse la copia cartacea o l'avesse persa o comunque volesse rivederle, ritrovarle, nella propria area riservata ha tutte le fatture elettroniche che sono state messe al privato. Però può essere utile comunque, e infatti si cerca di spingerlo anche in questo emittente, l'abbiamo già spinto in alcune rubriche, l'accesso tramite credenziali a Fisco Online, perché nell'area di Fisco Online il privato ha tutta la sua storia fiscale, può accedere con un PIN riservato e anche con lo SPID di cui si parlava prima, anzi poi in futuro sarà la modalità preferenziale, e potrà scaricare i pagamenti effettuati, le dichiarazioni e anche vedere le comunicazioni che fa l'Agenzia delle Entrate, e non da ultimo, e chi lo fa già è esperto, può scaricare il 730 precompilato e adesso anche il modello unico. Quindi comunque a chi non ce l'ha ancora l'invito è di andare, recarsi all'Agenzia delle Entrate e richiedere l'abilitazione a Fisco Online, che potrebbe essere anche richiesta da casa, personalmente sicuramente negli uffici, oppure anche da casa o da un PC, però bisogna avere a disposizione l'ultimo reddito della dichiarazione dei redditi, e poi ti arriva una parte di PIN, viene consegnata subito, e l'altra parte viene spedita poi a casa in una busta in 15 giorni circa. Quindi questo serve comunque anche indipendentemente dalla fattura elettronica, però ora servirà di più. Ci colleghiamo ora sempre in diretta telefonica con il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova, Paolo Ravà. Buonasera. Buonasera. Allora, dicevamo prima, una materia molto delicata e complessa, allora intanto le volevo chiedere se ci sono novità magari da Roma, degli impegni, degli incontri nei quali è coinvolto il Consiglio a livello nazionale. Ma attualmente diciamo che il percorso è molto avviato, quindi al di là di un'estemporanea presa di posizione del garante della privacy, che si è svegliato direi con grave ritardo, in questo momento il percorso è avviato, quindi diciamo che noi stessi come categoria non è che apprezziamo molto il processo di proroghe o di incertezze ulteriori, ci siamo attrezzati con fatica, quindi al momento siamo organizzati per andare avanti con i termini che abbiamo ora. Ecco, ma i dubbi sollevati dal garante della privacy secondo lei sono preoccupazioni reali oppure no? Sì, possono essere anche preoccupazioni reali, perché sono flussi di dati enormi sui quali non si ha certezza del trattamento, quindi il garante richiede che entro una certa data venga data contezza precisa di come verranno trattati. È anche vero che siamo nell'epoca dell'invio telematico di documentazione di qualsiasi natura, quindi insomma adesso i problemi di privacy mi sembra che li viviamo quotidianamente sotto qualsiasi forma, quindi questo non mi preoccupa più di altri sinceramente.
Ecco, in questo frangente, in questa situazione, qual è il ruolo dei dottori commercialisti? Ne abbiamo due in studio, Coppello e Rezzano, però vediamo appunto che è importante poter avere un rapporto appunto col commercialista, almeno in questa fase, come aiuto, ecco, per capire la materia. Sì, anzitutto saluto i colleghi. Direi che il ruolo è determinante, nel senso che, come al solito, noi facciamo da intermediari, ahimè, delle esigenze del fisco e quindi del nostro erario e del nostro Stato nei confronti dei cittadini. Anche questo onere ce lo prendiamo in carico, però direi che siamo i soggetti più titolati per poter assistere i clienti in questa ennesima novità. Credo che ci siamo spaventati molto come primo approccio, la stiamo gestendo, stiamo istruendo i clienti su quello che devono fare, su come lo devono fare, cercando di dargli la massima assistenza. Adesso recentemente è uscito anche un accordo di una software house per il Consiglio nazionale per fare questo servizio, che però in questo momento mi sembra che questo è lievemente tardivo, dal momento che tutti noi ormai ci siamo organizzati, credo, con le nostre software house, almeno credo che anche i colleghi che sono in studio con voi potranno confermarlo. Detto questo, io non posso che pensare che sia il commercialista ad affrontare questa tematica con i clienti, che devono sapere che purtroppo noi subiamo queste normative e ci dobbiamo formare, informare, investire, e quindi ci sarà un periodo di tempo nel quale purtroppo il beneficio in termini economici per il cliente della fatturazione elettronica non ci sarà. Può darsi che attendere questo alleggerisca il nostro lavoro e quindi si possa in qualche misura riversare anche sui nostri clienti. In questo momento credo che per noi il carico di lavoro sia semplicemente crescente. Certo. Bene, grazie per l'intervento, buon proseguimento di serata. Grazie a voi, tanti saluti, arrivederci. Ecco Selvaggi, abbiamo visto anche la questione della privacy, se ne è parlato in queste settimane. Dal punto di vista della digitalizzazione, della conservazione anche dei documenti, può essere garantito un livello di sicurezza più o meno alto? Beh, il problema più grosso che possiamo incontrare con la fatturazione elettronica a livello nazionale sono la grande quantità di dati riferita soprattutto alle nostre abitudini, alle nostre necessità e richieste. Quindi il fatto che bisogna cercare di avere dei rapporti con delle aziende che ci garantiscano una sorta di controllo e di verifica in modo tale che i nostri dati non siano in qualche modo utilizzati ad altri fini, insomma. Questo è più o meno il problema del garante, non era più che altro per una questione di comunicazione elettronica. Per quanto riguarda invece il documento elettronico, certo, perché il documento elettronico, abbiamo detto, è l'elemento essenziale di comunicazione, di generazione verso lo Stato, quindi in qualche modo lo Stato con tutte queste fatture avrà modo di controllare e verificare, speriamo in tempi anche veloci, per capire se ci sono comunque delle malversazioni o delle operazioni che non sono corrette. Ecco. Si parla anche di fattura differita, Rezzano, possiamo spiegare che cos'è e come funzionerà col nuovo sistema? Allora, per quanto riguarda le fatture esistono due tipi. La fattura normalmente viene emessa quando c'è la cessione del bene o fatta la prestazione del servizio e in quel momento l'artigiano, il commerciante o comunque il professionista deve mettere la fattura elettronica che, come dicevo, adesso si prendeva il blocchetto, si compilava e si consegnava al cliente. Con la fatturazione elettronica la normativa ha previsto 10 giorni di tempo, quindi dal momento in cui io ho effettivamente fatto la prestazione, per esempio vado da un artigiano, mi fa il lavoro, lo pago oggi, l'artigiano ha tempo 10 giorni per fare la fattura e comunque è per spedirla, perché ripetiamo, la fattura si ha per emessa quando viene spedita con il sistema di LSD che ha spiegato prima Gardella. Cosa succede? Che ci sono una tipologia di beni, soprattutto nelle cessioni di beni, in cui le consegne vengono ripartite più volte durante il mese, quindi vengono fatti i cosiddetti documenti di consegna. Anche in questo caso, a questo punto, non si fa una fattura per ogni consegna, ma viene fatta una fattura a fine mese normalmente che riepiloga tutte le consegne fatte nel mese.
La fattura elettronica si farà anche per le fatture cosiddette differite, che sono appunto le fatture che vengono fatte a seguito di diverse consegne di beni, però anche lì ci sarà il termine dei 10 giorni, in particolare quindi la fattura elettronica dovrà essere messa comunque entro i 15 giorni del mese successivo alla consegna e poi va registrata, quindi di fatto non cambia nulla, come prima si era abituati a fare le consegne e poi la fattura fine mese, così si farà. La fattura elettronica potrà riportare come adesso la data di fine mese, ma però potrà essere fatta entro 10 giorni, quindi entro il 10 del mese successivo, però normalmente di fatto non cambia nulla. Allora, ci interrompiamo ancora un attimo perché abbiamo in collegamento la Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Genova e Vicepresidente nazionale CNA Giovani, Cristina Sant'Agata. Buonasera. Buonasera. Parlavamo delle imprese, soprattutto le piccole imprese anche artigiane del territorio che stanno facendo, come dire, fatica ad adeguarsi al sistema della fatturazione elettronica. Secondo il vostro osservatorio qual è il grado di preparazione delle imprese artigiane? Beh, sicuramente il passaggio alla fattura elettronica è un passaggio importante e, come si è detto fino ad ora, dipende anche molto dalla taglia dell'azienda e quindi dal grado di digitalizzazione alla quale l'azienda già è. Come CNA a livello nazionale sono diciamo, mesi che lavoriamo, facciamo parte di un gruppo di lavoro con Agenzia delle Entrate proprio per cercare di capire, di portare le istanze delle piccole imprese. È stato fondamentale secondo noi anche la formazione proprio per piccole realtà, quindi quello che noi stiamo facendo, noi come associazione di categoria stiamo cercando di formare i nostri imprenditori. È ovvio che diciamo, le nuove generazioni sono più pronte, non è detto però che questo non possa anche essere un'occasione in qualche modo come dire, per ritrovare una certa coesione anche tra le nuove e le vecchie generazioni. Questo è indubbiamente un aspetto importante. In generale comunque viene vista più come un'opportunità o come un obbligo? In questo momento c'è sicuramente un po' di ansia da parte di tutti noi imprenditori e mi ci metto anch'io come azienda. È sicuramente molto importante quello che si è detto fino adesso, arrivare preparati. Questo è fondamentale, ci saranno sicuramente anche poi degli aspetti di positività una volta che il meccanismo sarà partito e quindi, come dire, si sarà acquisita una certa logica. Al momento è ovvio che un po' di ansia c'è, ma è fondamentale la preparazione e il lavoro che si sta facendo in questi mesi. Ad esempio nella vostra impresa come vi state adeguando? Cosa state facendo insomma, in questo periodo? Allora, per quanto ci riguarda, noi ci siamo appoggiati a un intermediario accreditato al quale poi invieremo il nostro flusso telematico, quindi noi abbiamo scelto di non coordinarsi direttamente di non lavorare direttamente con Agenzia delle Entrate. Devo dire che personalmente siamo stati abbastanza fortunati perché, avendo anche un sistema operativo piuttosto sviluppato, non è stato difficile creare e anche acquistare il software, quindi anche un aspetto importante credo che sia quello economico, cioè l'impatto economico che poi questo processo ha sulle aziende. Per noi, per fortuna, non è stato particolarmente oneroso e probabilmente per un'azienda più piccola con un sistema operativo differente forse proporzionalmente l'investimento può anche a volte essere maggiore, quindi noi personalmente ci siamo adeguati e sono mesi che lavoriamo su questo fronte e speriamo di arrivare preparati, poi certo. Si vedrà, solo il 1° gennaio potremo saperlo. Bene, grazie per la sua testimonianza, buona serata. Grazie, buonasera. Ecco, anche l'aspetto del costo, diciamo, per una piccola azienda, poi naturalmente sarà rapportato forse al gestionale o al tipo di rapporto, però si può avere un'idea di quanto può pesare su un'azienda?
Non so, lo chiediamo. Gardella? Beh, in realtà ormai le soluzioni sono davvero tantissime sul mercato, quindi ci sono soluzioni più economiche e soluzioni chiaramente più dispendiose a livello anche di funzionalità, quindi il problema del costo è un problema sicuramente importante, soprattutto per le piccole imprese, per gli artigiani, però diciamo che poi il problema più reale è quello dell'approccio al cambiamento e alla fatturazione elettronica sotto quel punto di vista, perché davvero le soluzioni ormai sono tantissime e chiaramente chi più chi meno, con processi più o meno automatizzati, però davvero ormai soluzioni anche a livello economico se ne trovano delle più disparate. L'Agenzia delle Entrate ad esempio quindi volendo poche fatture si possono fare con i prodotti che l'Agenzia delle Entrate rilascia, quindi esiste un programma per farlo stand alone, cioè vuol dire senza connessione di rete, chiaramente come ho detto prima serve un computer, esiste un'app, anche questa gratuita dell'Agenzia delle Entrate, non facilissima però utilizzabile, insomma. Forse è più semplice avere un gestionale che Beh, certo, ma se uno deve farne poche intendo dire secondo me una decina, qualcosa del genere, beh, può sicuramente provare tramite l'Agenzia delle Entrate, che peraltro a richiesta, firmando un contratto, può anche tenere la conservazione digitale di queste fatture. È chiaro che le detiene l'Agenzia delle Entrate, quindi con tutti gli adempimenti eccetera che l'Agenzia delle Entrate può fare. Bisogna però fare un contratto con l'Agenzia delle Entrate. Ok, quindi c'è anche questo passaggio. Sì, è gratuito, l'Agenzia delle Entrate per tempo hanno fatto questi prodotti, io li ho visionati, mi sembrano buoni comunque perché comunque hanno dovuto spendere del tempo per fare queste cose, non si fanno in pochi minuti, insomma. Però, ripeto, per chi normalmente fa poche fatture, abbiamo parlato prima di aziende, quindi l'azienda tendenzialmente ha già un software, quindi il vantaggio di avere un software potrebbe essere ad esempio per le fatture ricevute, avere un vantaggio perché essendo sempre in formato XML per tutti, sia per l'emettitore che per il ricevente, quindi con una certa facilità, dico certa facilità perché poi ogni programma ha le sue caratteristiche, possono essere in qualche modo veicolate quasi in automatico nel sistema contabile, insomma. Abbiamo una domanda da casa, chiedono quali saranno i vantaggi del QR code, la possiamo inquadrare e intanto anche spiegare cos'è, quali sono i vantaggi di poter utilizzare questo sistema. Giovanna Copello. Allora, intanto per richiederlo bisogna andare dove dicevamo prima, sempre nell'area riservata che hanno i singoli con l'accesso tramite Fisco Online e poi autenticandosi viene rilasciato proprio questo QR code associato alla propria anagrafica, per cui con questa immagine che viene visualizzata potrà essere anche salvata sul telefonino piuttosto che stampata e se l'operatore da cui noi ci rivolgiamo per avere un servizio o per comprare dei beni ha un lettore ottico e quindi l'invito è a dotarsi di un lettore ottico perché sarà utilizzabile secondo me benissimo, il lettore ottico leggerà questa immagine e automaticamente tutti i dati verranno importati, per cui uno, anche se non si ricorda la partita IVA, il codice fiscale o il codice associato per ricevere le fatture elettroniche, tutti questi dati che noi abbiamo registrato all'Agenzia delle Entrate sono contenuti in questa immagine. E quindi si velocizza il tempo sia per chi compra ma soprattutto per chi vende, per cui chi ha una clientela che cambia molto, quindi non sempre gli stessi clienti eccetera, credo che sia un passaggio obbligato perché velocizza tantissimo. Ecco Gardella, lo dicevi anche prima, che cosa hanno fatto le software house per semplificare questi processi insomma, di invio, ricezione ma anche di conservazione delle fatture elettroniche?
Sì, si è partito proprio da un fatto di semplificazione, perché come si diceva prima e come abbiamo visto dalle testimonianze, sicuramente lo scoglio più grosso è quello dell'approccio e della mentalità, quindi si è partito quasi tutte le software house, parlo per quelle magari più grandi, soprattutto a livello nazionale, si sono adeguate tutte su uno stesso filo, diciamo, e il punto focale è quello di semplificare e automatizzare tutto il processo, sia di invio ma soprattutto di ricezione delle fatture, perché il processo di invio viene fondamentalmente fatto con un click, quindi emetto la fattura dal gestionale e con un click viene direttamente inviata al portale ministeriale, quindi all'SDI, e mandata in conservazione sostitutiva. E la stessa cosa avviene tramite il codice intermediario sulla ricezione delle fatture passive, quindi come dicevamo prima i due canali di ricezione sono o la PEC o il codice intermediario, quindi che sono una alternativa all'altra. Sicuramente la ricezione del flusso passivo sulla PEC ha delle grosse problematiche, perché per chi gestisce la PEC sa cosa significa ricevere una mole di PEC incisiva, non è semplice gestirle poi a livello di spazio, perché le PEC vanno a spazio, quindi bisogna stare attenti che questo spazio non si esaurisca, che il flusso arrivi nel modo corretto. Dentro la PEC c'è un'altra mail, dentro la mail troviamo l'XML che è in un formato appunto che è quasi illeggibile, quindi poi bisogna comunque appoggiarsi a un visualizzatore. Questo processo viene automatizzato sul flusso passivo tramite appunto il codice intermediario, quindi che permette all'utente di usufruire di un intermediario accreditato e quindi far arrivare tutto il flusso di fatturazione passiva direttamente sul portale della software house o direttamente addirittura sul gestionale e proseguire con una contabilizzazione, come diceva prima il collega, semi-automatica. Possiamo vedere anche quest'altra domanda che arriva da casa, che chiedono: col sistema di fatturazione elettronica potrò disporre di un archivio? L'archivio conserverà uno storico e disporrà di una memoria? Beh, allora, bisogna intanto dividere quello che si intende per archivio, perché se intendiamo per archivio l'archiviazione sostitutiva dei documenti, se ci si appoggia a un intermediario che effettua anche il servizio di conservazione sostitutiva, di fatto sì. Diverso è invece l'archivio che mi ritrovo all'interno del gestionale per la consultazione del documento, diciamo non originale, allora quello comunque rimane operativo se ho uno strumento che mi consente di importare quella fattura direttamente all'interno del gestionale per poi contabilizzarla piuttosto che fare altre operazioni. Quindi in entrambi i casi, se ho uno strumento che mi consente di gestire l'archivio sia in conservazione sostitutiva sia all'interno del sistema gestionale, posso comunque conservarle, posso visualizzarle nel tempo. Allora, se andiamo a vedere altre due interviste che abbiamo realizzato, in questo caso si tratta di due giovani alle prese appunto col sistema della fatturazione, quindi andiamo a vedere anche dal loro punto di vista come si stanno preparando a questo cambiamento. Che cosa state facendo in questo periodo? Allora, ci stiamo adeguando, dobbiamo effettuare noi impiegati un corso per quanto riguarda, perché cambia completamente il programma, la programmazione cambia, non è più una programmazione privata, noi ci appoggiamo alla nostra commercialista, quindi non so effettivamente ora di che cosa si tratti, perché siamo rimasti un attimo indietro rispetto alle normative che hanno già seguito le altre aziende. Noi effettueremo anche un cambio di programma, quindi è una cosa soggettiva. Non è ancora tutto chiaro su questo mondo? No, ancora no, io dovrò fare un corso e ci sarà una nuova metodologia per quanto riguarda la fatturazione. Che cosa vi preoccupa di questa novità? Essenzialmente io non so ancora cosa dovrò andare a fare, cosa ci sarà di diverso, quindi non so ancora quali saranno le eventuali preoccupazioni. Il passaggio alla fatturazione elettronica è un beneficio secondo lei o no? Per quanto mi riguarda non più di tanto, perché noi perdiamo del tempo, dobbiamo rifare dei corsi, riaggiornarci e ora non sapendo ancora bene come è strutturata la cosa non so dire,
Il sistema precedente, diciamo, della fattura normale forse era più agevole? Ma sì, perché ognuno aveva il suo e imparavi la tua metodologia di fatturazione, era così per tutta la vita, poi se non cambiavi programma. Questo sistema, per voi che lo state apprendendo, come vi sembra? È un sistema non facilissimo, tutt'altro che facile, che sta mettendo un po' alla prova la pazienza e i nervi di chi si mette alla prova, però stiamo iniziando a muovere i primi passi anche in questo mondo. Quindi anche per un giovane può essere difficile? Sì, per un giovane non è immediato, soprattutto se uno non ha una preparazione informatica di base particolarmente forte, diciamo, bisogna destreggiarsi in un sistema informatico non sempre facilissimo da comprendere, però diciamo che con un po' di pazienza si riesce a imparare. Noi siamo già da diversi anni attivi sulla fatturazione elettronica. Cosa state facendo con la pubblica amministrazione? Per questo settore già dal 2014 è obbligatorio fatturare elettronicamente. Però è efficace, è facile o no? È gestibile, comporta una serie di problematiche in più, ad esempio la scissione dei pagamenti che riguarda l'IVA, che tutti i comuni applicano. Quindi questa è una problematica con cui abbiamo dovuto fare fronte già da diversi anni. Come ti stai preparando e da chi vi fate aiutare? Ma la preparazione è fatta in casa, diciamo, non ha grosse fonti, ci sta aiutando la Coldiretti nel nostro settore, non solo per la nostra azienda ma un po' per tutte le nostre aziende di florovivaismo, di giardinaggio, e poi ci sono i vari software che utilizziamo dall'Agenzia dell'Entrata, alla Camera di Commercio, a quelli privati che ne forniscono diversi, che sono piuttosto intuitivi. Senza un patronato, un professionista sarebbe possibile fare tutto questo? Sì, io penso in particolare a tutte le piccole aziende, diciamo, che non hanno probabilmente un ufficio contabilità dedicato a questo, in cui il titolare magari non è proprio a utilizzare gli strumenti informatici, e che deve fare riferimento o ai giovani della propria azienda. Nel mio caso aiuto mio padre a gestire questa parte dell'ufficio, oppure in mancanza appunto di un familiare, di un collaboratore più giovane che se ne occupi, deve rivolgersi a uno studio privato o a un'azienda privata che si occupi di questo, e questo comporta necessariamente un aggravio di spesa. Rieccoci in studio, ancora pochi minuti di diretta, vediamo di approfondire ancora alcuni punti. Allora, con Rezzano la domanda potrebbe essere: cosa succede se si sbaglia una fattura elettronica? Allora, se la fattura elettronica, come dicevo, è emessa quando viene spedita tramite il circuito SDI. Una volta spedita non si può fare più come magari si faceva adesso, che si poteva al limite correggere, rifare. Una volta che la fattura è emessa, è entrata nel circuito SDI, ma soprattutto è arrivata anche all'Agenzia delle Entrate, perché tutte le fatture elettroniche, è importante saperlo, arrivano tutte all'Agenzia delle Entrate e sono tutte indirizzate in base al codice fiscale del cliente. Quindi ogni cliente, ogni persona privata o ditta che sia, si troverà la sua fattura nella sua area riservata. Poi se ha il PIN, come diceva la collega, potrà accedere e vederle, ma chi non ha il PIN comunque se le ritrova archiviate nell'area riservata personale. Quindi se io faccio una fattura e la sbaglio, purtroppo non si può fare nient'altro che richiedere una nota di credito e rifare un'altra fattura. Questo sicuramente sarà una complicazione nel brevissimo termine, perché sarà facile sbagliare e vorrà dire che ad ogni fattura sbagliata corrisponde una nota di credito e una nuova fattura. Diverso è il caso invece in cui la fattura viene scartata dal sistema SDI, cioè io faccio la fattura ma il sistema SDI non riesce a consegnarla perché manca qualche elemento. Allora in quel caso lì, se la fattura è scartata, è non emessa, allora anche in questo caso qui bisogna fare molta attenzione, perché se non è emessa abbiamo tutte le sanzioni per non aver emesso le fatture. Quindi l'emittente, cioè l'artigiano, il professionista che sia, si troverà la comunicazione da parte dell'SDI che la fattura non è stata, che è stata scartata, quindi non è andata a buon fine, e lui dovrà provvedere a riemettere una fattura che dovrà avere lo stesso numero di quella che aveva fatto, perché essendo stata scartata di fatto non è mai esistita. Ecco, c'è questa domanda da casa che dice così: se una persona riceve una fattura per merci o servizi non acquistati, che cosa deve fare? Sì, questo sarà anche un'altra incognita del sistema, perché chiunque potrà fare una fattura
spedirla ad una persona. Precisiamo tra l'altro una cosa, che la fattura elettronica, se fatta tra imprese, non è neanche obbligato chi fa la fattura a consegnarne una copia al cliente, perché la fattura elettronica viene spedita e quindi viene recapitata direttamente al cliente tramite il circuito SD. È obbligato solo a consegnarla se la fattura è fatta a un privato. La normativa prevede ad oggi questo. Cosa succede? Che se io mi trovo una fattura sbagliata o perché non ho comprato quella merce, non posso fare altro che contestarla, non posso annullarla, dovrò contestarla e dovrò richiedere eventualmente l'emissione di una nota di credito. Per quanto riguarda medici e farmacisti, invece la situazione ad oggi qual è, Giovanna Copella? Allora, in questo momento parliamo, senza sapere cosa è successo oggi a Roma, diciamo, però l'emendamento che è stato proposto e che è in corso di votazione prevede il rinvio per queste due categorie, proprio perché erano fra le categorie più soggette cioè il loro invio avrebbe portato delle problematiche che rientravano fra quelle sollevate dal garante della privacy. Per cui la normativa, come era il decreto legge approvato a ottobre, non c'era nessuna esclusione, ma negli emendamenti in corso di approvazione pare che medici e farmacisti ci sia il rinvio. Però ovviamente poi certo, la parola finale ci sarà con la conversione, ma questo sembra abbastanza certo. Ecco, ci avviciniamo alla conclusione. Selvaggi, allora abbiamo parlato della fatturazione elettronica, questo grande cambiamento insomma, che riguarda l'Italia, come siamo arrivati a questo e che a livello siamo anche rispetto ad altri paesi europei? Sì, dunque verso gli altri paesi europei siamo i primi e gli unici a fare la fatturazione elettronica obbligatoria. Questo è dovuto al fatto che abbiamo avuto una situazione di IVA accertata ma non incassata dallo Stato notevole, parliamo intorno ai 35 miliardi. Lo Stato ha pensato, quindi il legislatore e lo Stato comunque ha pensato per recuperare quest'IVA a tracciare in qualche modo queste fatture, per cui il motivo perché esistono sanzioni e c'è l'obbligo di inviarle al sistema di interscambio è perché il sistema di interscambio potrà fare controlli, verifiche e soprattutto facendole fare ai computer per essere molto più veloce, quindi accedere eventualmente laddove si vede che c'è qualche cosa che non quadra direttamente con l'accesso dell'agenzia stessa. Questo dovrebbe portare a un recupero dell'IVA accertata, parliamo di IVA accertata. Possiamo vedere anche una slide che fa riferimento all'IVA. Sì, in questa slide si vedrà appunto che in Italia abbiamo un disavanzo notevole rispetto al gettito dell'IVA del 2015. Noi avevamo il 25% dell'IVA dell'ambito dell'imponibile totale dell'Unione Europea. Quindi vediamo la riga Italia con il 25,78%. Quindi abbiamo chiesto per fare questa operazione di obbligatorietà un permesso all'Unione Europea che ci è stata rilasciata a aprile, penso, di quest'anno, la data precisa non la ricordo, e ci darà la possibilità entro il 2021 di verificare se questo sistema di recupero di questa IVA accertata andrà a buon fine. Quindi noi entro il 2021 dovremmo poi presentare una sorta di dichiarazione, di report all'Unione Europea per dimostrare che questo ha avuto dei frutti, insomma. Il Parlamento, o meglio ancora il nostro governo, ha già messo come entrate previste 2 miliardi da questa manovra. Sono un po' pochi rispetto ai 35, mi aspettavo qualcosa di più. Comunque, tuttavia, anche 2 miliardi qualche cosa insomma serve. Ecco. Quindi ricordo a tutti che l'Agenzia delle Entrate vuole vedere tutte le fatture. Per fare questo dobbiamo inviare le fatture al sistema di interscambio, come hanno detto prima i colleghi, e questa l'Agenzia delle Entrate farà le sue verifiche. Insomma. Ultima domanda anche ad Alessandro Gardella. Allora, abbiamo parlato della fatturazione elettronica, alla fine possiamo dire è così complicato veramente poter accedere a questo sistema? Abbiamo visto anche le interviste adulti ma anche giovani, insomma, è davvero così complicato alla fine?
Se si acquista il servizio corretto, se si fa affidamento sul servizio corretto, assolutamente no, in realtà è più un problema, appunto, come dicevamo prima, di approccio e di cultura digitale. Sostanzialmente le software house hanno digitalizzato e hanno automatizzato tutto il processo, quindi poi di fatto si arriva all'invio facendo un click e la fattura parte in modo automatico, va in conservazione sostitutiva e va a essere recapitata al sistema di interscambio, e con un altro click ricevi, importo direttamente e visualizzo le fatture passive all'interno di una console, all'interno del gestionale. Quindi questo in linea di massima è quello che hanno fatto le software house, quindi poi di fatto si riduce tutto a una console di invio e a una console di ricezione, quindi che è molto simile a quello che è la casella di posta, quindi non la vedo così drammatica se non dall'approccio mentale, l'approccio digitale del flusso. Volevo aggiungere una cosa? Volevo dare un piccolo consiglio a chi ci ascolta. Considerate bene l'opportunità del QR code. In pratica, come ha spiegato prima la dottoressa, il QR code, nel QR code, quando noi ci iscriviamo presso l'Agenzia delle Entrate e andiamo nel nostro cassetto fiscale, possiamo lì dare la nostra preferenza dove vogliamo che questa fattura sia recapitata. Quindi hanno detto precedentemente i colleghi, sia col sistema di codice destinatario, quindi ci sarà una software house, un intermediario che la riceverà per noi, oppure la PEC. La PEC che probabilmente è la nostra, su cui noi vogliamo che venga in qualche modo recapitata. È importante poi la stampa e la comunicazione di questo a tutti i colleghi, i dipendenti delle aziende, per fare in modo che qualora dovessero spendere, fare delle spese o degli acquisti per l'azienda, tramite questo sistema siano agevolati, quindi sarà comodo per fare benzina e quindi le vecchie note spese, per intenderci, piuttosto che andare a pranzo, per pranzi di lavoro o qualsiasi altra cosa che si ritenga utile all'attività dell'azienda. Bene, grazie, siamo giunti in conclusione, abbiamo cercato di spiegare nel modo più semplice possibile il sistema della fatturazione elettronica. Ringrazio quindi gli ospiti, i dottori commercialisti Giovanna Coppello e Sebastiano Rezzano, Alessandro Gardella e Leonardo Selvaggi. L'appuntamento con il Direttamente Su è per lunedì prossimo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.